retta per la mensa, noi del Partito Democratico dicemmo espressamente che non era giusto, stavamo parlando solamente di 45 euro per ogni alunno che usufruisce del servizio della mensa, perché l'amministrazione comunale fa pagare solo unicamente 10.000 euro per chi gestisce, chi utilizza il campo sportivo, sulla spesa di quasi 150.000 euro, e aveva scaricato anche il pagamento su tutti i genitori in aumento della mensa. Noi ritenevamo che era più giusto aumentare il costo per l'utilizzo del campo sportivo e non solamente. Disse Tamburrano che era proprio questa la differenziazione tra noi e loro, e lui era contento di far pagare pochissimo al campo sportivo. Non sapevamo che aveva in serbo un'altra mazzata del sindaco Tamburrano, ha portato la mensa a 92 euro. In Consiglio Comunale noi ci batteremo affinché la mensa sia un diritto per tutti i cittadini